Amici di Radio Chef, ben ritrovati. Allora oggi è giovedì e quindi noi vi portiamo a scoprire tutti gli appuntamenti enogastronomici della nostra regione, eventi che ci permettono anche di scoprire storie dei nostri territori, ma anche cultura, musica, perché tutto alla fine si lega assieme. Tutto quello che si porta in tavola è sempre molto connesso con quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra storia. Questa volta andiamo a scoprire un progetto che si chiama Musici e Contastorie nelle corti del Re Fosco di Faedis. Già avete capito quale sarà il fil rouge, dico rouge non a caso, di questo progetto, ma ci racconta di più Flavia Di Gaspero, che è l'ideatrice, organizzatrice di questa nuova serie di eventi dedicati al Re Fosco e alla musica e alla cultura. Buongiorno Flavia e benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito da parte mia e da parte dell'associazione tra i viticoltori del Re Fosco di Faedis, perché sì, in realtà io sono l'organizzatrice, ma non sola, sono sempre insieme ai miei colleghi ovviamente, insomma, perché insieme facciamo questa cosa. E come ha ben detto, il fil rouge è il Re Fosco di Faedis, che è praticamente il nostro vino rosso di eccellenza, quello che più ci caratterizza e caratterizza il nostro territorio, per cui abbiamo anche una sottozona di questo prodotto, che vuol dire non sottozona ma in realtà soprazona, perché insomma il disciplinare è più restrittivo. Allora, ed è per questo, per far conoscere e promuovere questo prodotto, che abbiamo pensato di organizzare una serie di incontri durante questa estate per avvicinare alle nostre aziende, al nostro prodotto e insieme al territorio che lo produce. Abbiamo pensato di avvicinare persone che vengono da fuori, che non ci conoscono per nulla forse, ma anche i nostri colleghi, gli abitanti della nostra zona, che magari spesso capita che non siano andati alla scoperta di qualche angolo del nostro paese. Certo. Sì, questo è. Quindi, dunque, come funziona? In che cosa consiste? Allora, abbiamo pensato, legandoci all'evento che noi facciamo in genere in aprile, a primavera, che è alla Corte di Re Fosco di Faedis, dove le nostre cantine sono aperte per accogliere le persone, sempre a degustare i nostri vini, insieme ai nostri ristoranti, che offrono ovviamente dei piatti legati alla tradizione e che vanno benissimo in abbinamento con il Re Fosco di Faedis, nelle due versioni etichetta bianca e nera. Abbiamo voluto allargare e allungare questo momento aprendo non le nostre cantine ma le nostre corti in questo caso. Quindi per questo cosa abbiamo pensato di fare? Di non aprire solo i nostri cortili, ma anche di collocare, di ambientare un paio di queste manifestazioni che facciamo all'interno di particolari location, chiamiamole così, del nostro territorio, in particolare di due, come si possono dire, sono una manifestazione rurale, dell'architettura rurale del territorio, cioè i roccoli, nel nostro caso una bressana e un roccolo. La Bressana si trova fra l'altro vicino al nostro vigneto storico, per cui uno potrebbe cogliere l'occasione per venire qui, andare a visitare il vigneto e poi salire alla Bressana e al roccolo. E quindi all'interno di queste Bressane noi abbiamo già svolto, abbiamo già dato modo di seguire questa pièce teatrale a cura della compagnia Harlequin di Pordenone. E ne seguirà un'altra nel Roccolo di Rondei Lucchis il 24 di agosto, quindi scoperta delle corti ma anche scoperta dei luoghi nascosti, che sono spesso anche luoghi del cuore, anche per i nostri ragazzi, sono luoghi dove ci si va un attimo a ristorare, a trovare un angolo di tranquillità e dal quale, fra l'altro, si può godere anche di un'ottima vista su quello che è il panorama a tutto tondo del paesaggio di Faedis. Ecco, questo è. Ovviamente non possiamo, allora chi dobbiamo ringraziare? La Proloco di Campeggio, che ci dà un supporto non da poco, che prepara praticamente tutte le pietanze che vengono servite, perché durante queste serate nelle corti c'è la possibilità di ascoltare
delle cose, delle musiche un po' diverse, spaziamo dal folk alla musica, alla chitarra acustica, al cantautorato, a una musica più pop, quindi diciamo che c'è un'offerta diversa. E questa musica può essere semplicemente considerata come un sottofondo all'aperitivo e al momento conviviale, ma può essere anche seguita come un momento di vero ascolto attento. E per questo noi praticamente in queste serate partiamo alle 7 per tutte le serate, e ovviamente viene offerto e viene preparato, viene scelto per ciascuno di noi viene scelta una proposta di vini, 3 o 4 vini in genere dell'azienda che ospita la serata. Accanto a questi la Proloco Campeggio, come vi dicevo, prepara dei piatti che hanno come ingrediente sicuramente delle materie prime che vengono prodotte nel nostro territorio, per esempio dei formaggi caprini, dei salumi, le verdure che vengono acquistate a chilometro zero. Insomma, si cerca di coinvolgere un pochino tutti quelli che sono gli attori di questo territorio, anche perché noi qui a Faedis abbiamo anche costituito un'aggregazione di imprese che praticamente ci dà modo di certo, quella che è il passaparola, che dovrebbe essere, insomma, dovrebbe essere una cosa spontanea fra quelli che abitano un luogo, ecco, insomma, per promuovere un po' tutti. Abbiamo pensato di offrire queste serate, insomma, di arricchirle culturalmente e non di offrire sempre e solo quello che è ovviamente il nostro prodotto, perché insomma le corti producono il vino e le altre attività producono il resto, però insomma abbiamo voluto arricchire con un po' di cultura queste serate. Beh, è una bellissima idea, anche perché da sempre il vino lo abbiniamo alle chiacchierate e magari perché non escono anche idee, approfondimenti interessanti, conversazioni. Allora, Flavia, dove si può trovare il programma dettagliato di questi appuntamenti? Lo vogliamo ricordare, oltre che ovviamente sul sito di turismofvg.it con tutte le indicazioni. Esatto, oltre che sul sito di Promoturismo che ci ospita, e lo ringraziamo, si può trovare tutto il programma andando sulla pagina Facebook del Refosco di Faedis. Trovate la pagina Facebook, qui potete trovare tutta la locandina con tutti gli appuntamenti, e oltre a questo potete trovare anche i singoli appuntamenti settimana per settimana che vengono promossi regolarmente. Quindi poi, vabbè, se poi conoscete anche le nostre aziende, potete andare ovviamente su Facebook, sulla pagina delle nostre aziende. Quindi questa è la modalità. E abbiamo il piacere anche di avere una serata, perché alcuni dei nostri colleghi fanno parte di Slow Food, di avere anche il benestare di Slow Food Travel, perché siamo uno dei luoghi scelti come meta da loro, insieme ai nostri fratelli cugini delle valli del Natisone, quindi della Venecia. Per cui diciamo che questo progetto coinvolge diverse realtà, appunto, quindi la realtà nostra dell'Associazione Viticoltori, la Proloco di Campeggio, la Proloco di Faedis che ci presta ovviamente dei materiali, Slow Food Travel, e poi la compagnia Queen di Pordenone. E poi ecco anche un circolo culturale che è qui a Faedis e promuove in genere incontri di vario genere legati sempre alla cultura. Flavia, noi ti ringraziamo, allora ci ritroviamo tra le corti di Faedis, ricordo che troverete anche tutte le indicazioni sul nostro sito o turismofvg.it. Grazie Flavia. Quindi vi invito tutti i prossimi giovedì, non proprio tutti, ma i prossimi 2 sì, e poi a riprendere dal 22 di agosto a Faedis. Venite a trovarci, vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie, ciao Flavia. Ma ora andiamo alla montagna, Main Zontag, dove viaggi nel tempo fino al Medioevo. Giochi cavallereschi, feste medievali, tornei storici, mercatini, musica e cucina. Ad agosto avete tante occasioni per vivere la magia di tempi passati in eventi suggestivi. In Carinzia 2 meravigliosi castelli sono al centro degli spettacoli medievali, nomi logicamente, permettetemi, io non sono bravissimo, ma Horstensfeits e Sommengreg, le giornate medievali di Honor States, ormai
collaudate si svolgeranno quest'anno dal 12 al 15 agosto e questa volta offrono qualcosa di nuovo, il Festival della musica folk rock medievale, i giochi dei cavalieri a Sommerteg, che sono una vera esperienza e offrono fino al 18 agosto tornei mozzafiato e un autentico mercato medievale. Nella città invece azzurrina di Ceglie, che sarebbe Zelie se vedete a cercarlo, l'imponente castello è teatro di eventi medievali dal 17, 18, 24 e 25 agosto si svolgono giornate medievali. Il 31 agosto qui si svolgerà per la prima volta la partita a scacchi vivente, nella quale personaggi in costumi storici si sfideranno in una battaglia mozzafiato. Anche in Friuli le feste medievali sono molto popolari e i centri storici della città ne costituiscono lo scenario perfetto. A Spilimbergo dal 14 al 17 agosto si festeggia, si mangia e si beve all'antica rievocazione storica del Macia. Fiore all'occhiello sono i cortei in costumi storici, proprio maciaspilimbergo.it se volete andare a vedere sul sito web. A Cividale da secoli si festeggia il Palio di San Donato, nel quale le contrade storiche si sfideranno in diverse gare. Tutta la città è avvolta in un'atmosfera magica e numerosi sono i programmi proprio proposti, da cercare pagliocividale.it. Ma con questa menzonta finisce qui, ma adesso linea Barbara, vediamo cosa ci dice. Noi invece chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con Radio Chef, dopo questo goloso appuntamento, con una ricettina perfetta da portare anche con voi al mare, facile da fare e da conservare. Questa parmigiana di patate ce la manda Marco Gulmini di Trieste, che ringraziamo. Che cosa vi servirà? Delle patate, della mortadella, della mozzarella, dell'emmental, del grano grattugiato, del pan grattato, sale e pepe quanto basta. Andrete a lessare le vostre patate, le taglierete a pezzi, creerete in una pirofila un primo strato, poi farete uno strato di mozzarella, mortadella e emmental, spolvererete per 2 volte con il grana. Un ultimo strato, rifarete mozzarella a pan grattato e fornerete a forno caldo 200 gradi statico per circa 50 minuti. E la vostra parmigiana di patate sarà pronta, insomma piacevole e un'alternativa diciamo alla focaccia o alla pizza da provare. E con questo noi vi salutiamo, vi ricordo che se avete bisogno di qualche spunto anche per l'estate sul sito radio.0.it c'è la sezione Radio Chef ricette, trovate tutte le nostre ricette per ispirarvi, trovate tutte le nostre brochure nella sezione dedicata per stagione ed infine vi ricordo tutti gli approfondimenti di ogni puntata che potete seguire anche sul nostro canale YouTube, le nostre pagine social. Auguro a tutti un buon proseguimento di giornata. Radio Chef vi aspetta domani sempre alle 12:30, vi porteremo questa volta a scoprire frutta fresca d'estate con tante golose ricette e dolci salate. Ciao a tutti!